Cioè, se voi resistete davanti al tentativo di smembramento, noi non vi abbandoniamo. Grazie, ci teniamo, grazie Questore. Auguri. Allora, noi, La chiesa di San Lorenzo. la chiesa di San Lorenzo è stata distrutta, mi pare, è stata Sì, è distrutta stato durante il vero, perché terremoto. ieri si aveva... Era vicino a Torrente Boccetta, se non ricordo male. Era Ieri si è vicino... fatto la maratona della Saia, è Eh. venuta qua a chiedere di questa chiesa. Sì, e sono state ricostruite Era posti messa in- distanti da quelle originarie. Tutte le Lei chiese comincia sono state spostate tutte. Perché durante il terremoto le chiese sono state abbattute volontariamente. Sì, e le hanno spostate Volontariamente le hanno fatte. Ho letto qualcosa. La chiesa del Spirito Santo era qua al Duomo. siccome mi ha pagato, Abbiamo detto al misto medievale, si sono occupato pure di medicina del Medioevo, l'assedio, un momento magico per il quando hanno lasciato medicina, insomma la resistenza politica dei messinesi, e lo sai che non ci amano i morti fuori. Però, professore, sopra, nella stanza del consiglio, c'è un'immagine, non goliardica oppure allegorica, che si vedono che gli spagnoli cacciano a calci la Messina, si vede nuda. Io mi giustifico, io sono professore di storia medievale, noi di storia moderna. A storia medievale finiamo nelle 400. Allora quindi Quindi non c'è. non c'entra. questo quadro da chi è stato fatto? E non lo so perché è al Prato questa qua, al Prato è conservato l'originale. Diciamo, una questione di Sicilia, fu quando c'era la lotta tra i Marvizi, la Merda e Marvizi. Dove sono i putini E che hanno poi, le varie e poi leggi il della Senato città. chiamò in aiuto i francesi. Esatto. Da lì nacque un Infatti periodo sopra, nella brutto di- stanza delle battute dove eravate voi, in forma allegorica, vengono espresse la parte fascista, diciamo, della storia e la parte romana. Infatti 1500 scritte quella particolare. Fino al Medioevo, Fino al Medioevo, fu un'epopea che un'epopea. che Era tennero ricchissima, testa fiorente. a un esercito poderoso. Scusami, Marana non c'è, quindi dobbiamo tornare da là. Non solo vicino. Va bene, grazie.